Eccoci qua, buongiorno. In questo istante siamo entrati tranquilli. Però. Allora, aspetta che ci metto sperotto. Aspetta, no, aspetta, vabbè, che dai, insomma, è normale che oggi siamo effettivamente entrati un po' in ritardo. Siamo entrati un po' in ritardo. Ma come oggi. mai? Visto che prima non c'è nudo, perché ci sei in ritardo? È stato un problema tecnico. Ah, è stato un problema tecnico. Con nudo con cicriri, soprattutto. Vero, sì, sì. Vabbè, facciamo l'applauso, va, buongiorno alla Catalla a tutti. Aiuto. E benvenuti a questo appuntamento che come di consueto comincia alle 11:30 su per giù, diciamo, già sono e 38, Tonietta, sì, infatti, in quadro è 38. Il problema tecnico ecco, e poi insomma si conclude alle 14, momento in cui arriva Francesco Ruggeri. Sempre esatto. sono già va freve magari. No, ti prego. Come sta Francesco Ruggeri? No. Francesco Ruggeri fino a ieri non stava abbiamo benissimo. notizie di cose streuse. Allora, argomento di oggi, va, cominciamo con le cose serie, cioè esatto. le cose alla catallesca. Dunque, argomento di oggi, quella volta che eravate davvero, ma davvero cioppo pessi. No. Visto che tutti quanti lo scrivono, vogliamo sapere quando è stata quella volta mia. che eravate troppo pessi nel senso che magari avete bevuto un po' troppo, esatto. che forse eravate un poco confusi, più esatto. confusi che più sovasi, ecco, non per forza troppo pessi, come intende Giamaica o come intende Jonathan, mi raccomando. Anche presi da una situazione. Ecco, anche presi da una situazione, oppure che ne so, c'è un problema enorme da risolvere e uno si sente cioppo pesso, un bar, sogno cioppo consumato. Mario 79, sempre lui, dunque dice: oggi sono troppo scioccato, è venuto un mio amico e mi ha tornato 50 euro prestati dopo 5 anni. Che miseria. Tornassero tutte le amiche che ci hai prestato soldi, non lo saccio io come finisce, ma accatto una casa. Va bene, va. Siamo Danilo e Simone, vi stiamo ascoltando da scuola, non si fa. Siamo nel laboratorio di tecnologia, tu immagini, no? Se col schizzo, col treno a radio, non laboratorio di tecnologia. Poi, un mese prima del matrimonio mi imbriacai e ci siamo a casa con una pianta fottuta per i peri. A troppegai in doppio solo davanti casa, arrivai in terra, io la pianta e mi rompi i rende davanti, peraltro. Purtroppo è la verità. Cinzia, ma che combina già? Ti hanno punito. Certo, tu fotti i piante a bene arrasta. Sono Pippo della Cipolla, una volta pure io mi abbiai scioppo perso, mescolai una bottiglia di zibibbo, infatti stavo accappottando calava. Ciao Peppe e Fabio alla Catalla. In automatico succede questa cosa. Appena c'è Pippo immediatamente. Ciao Peppe e ciao Fabio. Una volta dalla testimonianza dei presenti mi calai 24 bicchieri di vino rosso, io non sono ruota, quindi ho avuto bisogno nella testimonianza degli amici che erano presenti, una bottiglia di birra, una vodka, Red Bull e per finire un bicchiere di acquavite a collo, che vuol dire? Collo, il tutto ovviamente durante una rusta e mangia pazzesco, tanto era pesso che mi ha chiamato mia madre e invece di dirgli pronto, gli ho risposto: Sciarrozza, dimmi! Mare, troppo peso, troppo consumato. Povera la mamma. Ciao ragazzi, l'ultima volta è stato il 26 maggio. O era 28 maggio? No, non lo so, non chiederlo a me. Promozione del Catania, vabbè. Il mese dopo la mia ragazza mi disse: sogno un gin, Pippo Pane. Hai capito? Io quel giorno per festeggiare la cosa Roma Catania, c'è gente che festeggia in modi così. Hai capito? Eccessivi. E un mese dopo ci sono incinta. Ecco, bravo. E ora come lo chiami? Liotro? Spinesi. Come l'hanno chiamato? Jonathan. Nicola D'Alentini, vi ascolto insieme al mio amico Salvo. Siamo con il camion e andiamo ad Augusta. Siamo peso. Tu immagino chiamava Goal, si era femmina a rete. Ciao, vedi la mia. Oppure Corner. Ecco, bravo. Chi sta? Takel. Giuseppe Castiglia, per favore, ci racconti una barzelletta? A scuola mi annoio. Scritto mi annoio, GL, mi annoio, fammi fare una risata. Io dovevo fare la tezza da mandare un'altra volta, no la tezza di disgrazia, mi annoio. Chi si preoccupa delle barzellette? Storia, batoffo, invece di sentire la storia, disgraziato. Qualche volta vengono i genitori che sotto fanno una manifestazione, fanno preoccupati di stare disgraziati, i presidi direttamente disonesti. Ciao figliozza, una volta mi fece fare un cocktail e ci disse: fai tu. Classico. Chi mi dice una cosa che mi stoccavo tutto, perché cominciai a vivere le coniglie che mi passavano davanti alla strada, tanto poi proprio troppo peso. Ciao Carusi, non sappiamo chi sia costui, però insomma possiamo comprendere quanto si sentisse rovinato. Ecco. Ciao ragazzi da Francesco, l'ultima volta che ero troppo peso è stata una sera di Capodanno di un paio di anni fa a casa di amici, avevo bevuto tanto e visto che il mio amico era in ritardo e stava arrivando, decidemmo di nasconderci. Io mi nascosi sotto al letto, preso dalla sbornia mi sono addormentato. Risultato, mi cercano tutta la notte e ci spondai la mattina dicendo: no mare, o faccio sto caffè.
Viva San Sebastiano. Noi siamo sempre pesse da mattina fino a sera, infatti ne mettono una nota io fino a ieri ne stavano mettendo una nota perché ne stavamo ascoltando alla Catalla. La professoressa non ne ha misi perché siamo troppo pessi, proprio li aggraziati, capito? Ti immagini tu la riunione dei genitori, professori, signora suo figlio di matematica non ne capisce niente, però di alla Catalla sa tutto cosa, tutte le canzoni dei cartoni animati, i personaggi. No, vero? Sape quanti anni hanno i figli di Castiglia, i figli di Formosa? Già domandano dov'è Formosa, sì. E ci dicono da radio, professoressa. C'ho la Catalla. Da radio. Giuseppe, puoi mandare un saluto grande a mio zio Natale e a mia zia Grazia. Ali, Alfredo, Ali, Alfredo e Antonella, che vi ascoltano ogni giorno da Fabiola la Messinese. Ma salutiamo tutta la razza. Milanese. Sogno troppo perso, magari io stai anni in numero. Vabbè, salutiamo tutta la razza di Fabiola la Milanese, va bene? Peppe e Fabio, siamo Vanessa, Mirko, Fabio, Federica e Angelo, Elena, Andrea, Rosario e il professore di francese. Tutte, magari c'è. Siamo in orario di supplenza, siamo troppo pessi. Comunque un bacio, ciao, siete pessi, siete consumate, ma caro professore di francese. Ma come si fa? Ma alla Catalla? Sì, alla Catalla. Mi sentii perso, dice, quando una sera con gli amici mi sono scolato un litro di vino e poi, siccome c'era molto caldo, ho bevuto 3 bicchieri di vodka al peperoncino. Capito. Così, Nino con la tigna, che come conosci io, penso che ero un mio seon. Vabbè. Dunque, siete grandi, è la prima volta che vi scrivo. Mister 30 secondi. Complimenti. Complimentoni, della serie. Dottore, io purtroppo soffro di eiaculazione precoce. Vabbè, guarda, non si preoccupi, è una cosa molto diffusa, è comune. Guardi, andiamo da là nello studio che ne parliamo, venga. Dottore. Hawaii. Grazie a Fabio Formosa che sta sempre di là in regia e si assuppa tutte le mie minchiate e soprattutto ride come un pazzo. Non potrei fare diversamente. Grazie anche a Tony Ettana, grazie Tony, aspetta che ti faccio dire la gente, tagliato quel Tony Ettana, Basta, con questo maglione si scandano i piccerini, basta. E poi grazie anche a me che sono stato bene oggi e grazie a voi che mi avete confortato. Volete tornare a ridere con noi? Noi siamo qui domani dalle 11:30 in poi, sempre su Radio Studio Centrale. Ditelo anche ai vostri amici se volete che noi domani torniamo con Alla Catalla. Ciao Bafio! Ciao Giuseppe! Ciao a tutti, Alla Catalla! Radio Studio Centrale